È iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dai trevigiani, il tradizionale concerto di Natale del coro Stella Alpina che si terrà nella bellissima cornice della chiesa di San Francesco sabato 21 alle 21. Partirei con dire i due numeri più importanti del coro. In questo momento il coro ha 75 anni ed è l'anno del 75esimo, abbiamo iniziato con voi l'anno scorso e 55 edizioni di questo concerto di Natale. Un grande successo che si ripete ogni anno con la chiesa piena di gente ed un silenzio surreale quando il coro inizia a cantare. Quest'anno cambia repertorio, sarà l'insegna della varietà di autori. Ma sarà monotematico, cioè canteremo solamente canti collegati alla tradizione natalizia. Proprio partendo dalla nutrita varietà di autori, da Pigarelli, Dionisi, quindi avremo un repertorio molto vasto. Antena 3 seguirà in diretta per voi il concerto per portare nelle vostre case la voce e i canti di Natale del coro della Stella Alpina. Un'emozione unica che riesce a coinvolgere tanti giovani ma anche tanti bambini. Sono abituati ad ascoltare pop, rock, rap, trap, tutte queste musiche moderne. Ascoltare un coro che canta da solo, senza strumenti, già questo non è così scontato, e con più voci, ecco, nella loro semplicità li sorprende. Questa è una delle cose che mi piace più notare quando siamo a San Francesco. Sabato alle 21 il coro Stella Alpina composto da 22 coristi vi aspetta nella chiesa di San Francesco per rendere memorabile questo Natale 2024.